Il borgo storico delle Terme di Recoaro è stato selezionato dalla Regione Veneto come progetto pilota per l'accesso ai 20 milioni di euro messi a disposizione dal Piano Nazionale Borghi previsto dal PNRR. Ad ufficializzarlo l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari a pochi giorni dall'appello lanciato dalla Sala Consiglio della provincia di Vicenza da istituzioni, associazioni di categoria e operatori del turismo. L'intero territorio vicentino ha infatti dato il proprio sostegno al progetto di Recoaro, che prevede la rigenerazione del territorio con interventi su compendio termale delle fonti centrali, il recupero e ammodernamento di spazi destinati alla ricettività, il potenziamento dell'offerta culturale. L'obiettivo è di valorizzare l'offerta di Recoaro con infrastrutture e servizi e renderla attrattiva creando nuovi posti di lavoro e nuove occasioni per la residenzialità, valorizzandone le potenzialità puntando su wellness, sport e natura. Ora spetta al Ministero della Cultura dare il via libera all'arrivo dei fondi dopo la verifica della proposta progettuale.